Vicenza blindata per l'adunata. Comitato per l'ordine e la sicurezza riunito oggi per definire gli ultimi aspetti che vedranno impegnati nella 3 giorni delle penne nere 1 migliaio di uomini. Un altro aspetto che riguarda la sicurezza di tutte le personalità presenti e che è stato oggetto oggi di esame da parte del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica riguarda l'interdizione dello spazio aereo. Quindi si è convenuto, ecco, che già venerdì, sabato e domenica verrà adottato da parte del sottoscritto un provvedimento di interdizione dello spazio aereo che riguarderà come raggio tutta la parte comprendente le 3 zone interdette, quindi la zona rossa, arancione e gialla, e che si sviluppa su un'altezza di 4.500 piedi. Il divieto ovviamente riguarderà tutti i velivoli privati, quindi da diporto, quelli sportivi, i cosiddetti droni che ovviamente non potranno sorvolare quello spazio aereo. Nuclei operativi speciali saranno impiegati nei punti strategici, dal nucleo antisabotaggio ai nuclei cinofili, ai tiratori scelti, così come i reparti volo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Le unità operative di pronto impiego, quindi sia dei carabinieri che della Polizia di Stato, quindi poi i corpi speciali, antisabotaggio, antiterrorismo, troveranno applicazione anche il piano antiterrorismo e il piano NBCR, che sono quelli che sono stati approvati dalla Prefettura e che sono ancora vigenti. Dispositivo di sicurezza con attenzione particolare alla giornata di domenica e all'area della sfilata. La sigillatura dei tombini, per come già era stato preannunciato, e lo svuotamento e la rimozione dei cestini portarifiuti in un raggio di 10 metri dai luoghi delle sfilate, questo ecco per maggiore sicurezza. Tutti i siti saranno oggetto di bonifiche preventive da parte dei reparti speciali. Un piano che via via aggiunge nuovi tasselli anche in virtù delle personalità che confermeranno la loro presenza. Il governo verrà rappresentato dal ministro Crosetto, dal ministro della Difesa, quindi sì, sono state preannunciate ma ancora non sono ufficiali altre presenze, ecco, di rappresentanti di governo.